Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Litigano, sale in auto, poi investe la moglie e uccide l'amica. In un video diffuso dalla procura gli ultimi attimi prima dell'omicidio alla zona industriale di Catania. Convalidato il fermo dell'uomo. Sarebbe stata uccisa dal fratello Jessica Lattuca, la ragazza di 28 anni, madre di 4 figli, sparita 5 anni fa a Favara. L'uomo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Gela, dopo 2 giorni di silenzio parla il sindaco dimissionario Lucio Greco, sfiduciato per vendette personali, il mio è un tentativo di evitare il dissesto. Catania annega tra i rifiuti nuovamente invasi dalla spazzatura e luoghi bonificati appena pochi giorni fa. I turisti fotografano le discariche abusive, abbandonata sul marciapiede anche una barca. Calcio, il Catania definisce luogo e date del ritiro estivo. La preparazione pre-campionato si svolgerà a Zafferana entro lunedì, l'annuncio del nuovo allenatore. Buonasera, come avete sentito dai titoli, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza gli ultimi minuti di vita di Cettina De Bormida, prima di essere investita da Piero Nasca, l'uomo intenzionato ad ucciderla assieme alla moglie, che invece è rimasta ferita sabato scorso alla zona industriale di Catania. Prima il re confesso, poi è ritrattato, oggi il GIP ha convalidato l'arresto. Simona Mazzone. Eccolo Piero Nasca la mattina del 10 giugno scorso. In queste immagini si vede chiaramente il suo arrivo davanti alla clinica della zona industriale di Catania, in attesa della moglie e dell'amica di quest'ultima, che poco prima erano entrate nella struttura. Le 2 donne escono e il 52enne si dirige verso di loro. I 3 discutono, lui cerca di convincerle a salire in macchina, ma le donne restano ferme, stanno aspettando un'altra persona che le venga a prendere. Nasca si innervosisce, sa già che la moglie Anna Longo, 56 anni, vuole lasciarlo, come lei stessa riferirà agli inquirenti in ospedale, dove le hanno prescritto 30 giorni di prognosi. Questo andirivieni, il rifiuto delle 2 di salire in macchina, la situazione pregressa, la moglie che vuole lasciarlo, l'amica di lei che si mette in mezzo, tutti questi elementi probabilmente lo inducono a tornare sul posto. Ma stavolta Anna Longo e l'amica 69enne, Cettina De Bormida, lo ignorano e proseguono a piedi. È qui che, come lo stesso Nasca rivelerà poco dopo dentro un bar ad uno dei dipendenti, le investe volontariamente. Una confessione che ripete al numero unico di emergenza. Sia per queste ammissioni, sia per quanto ricostruito attraverso le immagini della videosorveglianza, secondo gli inquirenti quella mattina l'uomo ha intenzionalmente investito le 2. Mentre la moglie se l'è cavata, Cettina De Bormida è rimasta riversa per terra, tanto che l'uomo sarebbe ripassato almeno 2 volte sul suo corpo, fino a provocarne la morte. Una volta fermato Piero Nasca, trovato senza patente per non averla mai conseguita, è stato sottoposto all'alcol test, risultato positivo. L'uomo ha ritrattato in occasione dell'interrogatorio di garanzia, sostenendo di aver solo voluto spaventare le 2 donne. Oggi però il GIP Marina Rizza ha convalidato il fermo e disposto la detenzione in carcere. A distanza di 5 anni dalla scomparsa a Favara di Jessica Lattuca, la Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati il fratello della donna, che adesso è accusato di omicidio. L'uomo avrebbe fatto sparire il cadavere. Davide Sardo. Sarebbe stato il fratello a uccidere Jessica Lattuca, la ragazza di Favara di 28 anni, madre di 4 figli, di cui si sono perse le tracce da ben 5 anni, dal lontano 12 agosto del 2018. La Procura di Agrigento, tramite il procuratore reggente Salvatore Vella e la sostituta Paola Vetro, ha iscritto nel registro degli indagati Vincenzo Lattuca, 43 anni. Le accuse contro di lui sono pesantissime. Avrebbe ucciso a botte Jessica dopo un litigio e per questo è indagato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti. La nuova ipotesi investigativa, dopo che è stata scartata la pista legata al coinvolgimento del compagno della donna, Filippo Russotto, è che Jessica sarebbe stata uccisa al culmine di una lite scaturita dallo stato di ubriachezza della donna. Il cadavere sarebbe stato poi fatto sparire. Sia l'omicidio che la distruzione del corpo sarebbero stati realizzati in concorso con persone rimaste ignote.
L'indagine, intanto, in questa fase è stata delegata alla squadra mobile e non più ai carabinieri. A questa pista si arriverebbe in seguito al ritrovamento di alcune tracce ematiche riconducibili a Jessica nell'abitazione del padre della ragazza, dove viveva anche il figlio Vincenzo, indagato nell'ambito dell'inchiesta Mosaico, che ipotizza un vasto traffico di armi e droga collegato alla faida fra due bande rivali che hanno provocato 5 omicidi fra Favara ed il Belgio. Altri elementi raccolti dalle indagini hanno portato ad avvalorare questa circostanza. La Procura ha scoperto le carte convocando Vincenzo Lattuca per rendere un interrogatorio. L'indagato, assistito dall'avvocato Salvatore Cusumano, ha risposto al pubblico ministero Paola Vetro, che ha condotto personalmente l'atto istruttorio e ha respinto ogni addebito di responsabilità. A Messina, nuovo capitolo del procedimento a carico del 58enne accusato di omicidio volontario per la morte della sua compagna, a cui contagiò la sieropositività senza mai rivelarlo. Nel processo bis è stato condannato a 22 anni di carcere. Francesco Triolo. La prima condanna era stata annullata in appello nel dicembre scorso per la vicenda dei giurati che avevano superato i 65 di età che componevano la Corte, una problematica che è stata poi superata da un pronunciamento della Cassazione su un caso analogo avvenuto a Palermo in un processo di mafia. Ieri pomeriggio a Messina è arrivata la sentenza di primo grado nel processo bis del cosiddetto untore. La Corte d'Assise ha condannato l'uomo, Luigi De Domenico, 58 anni, a 22 anni di carcere per omicidio, così come era avvenuto nel precedente processo annullato. Il PM Roberto Conte all'udienza scorsa aveva chiesto la condanna a 25 anni dopo aver ricostruito ancora una volta l'intera storia. La vicenda è quella del 58enne accusato di omicidio volontario per la morte della sua compagna, a cui contagiò la sieropositività senza mai rivelarlo. La vittima è un'avvocata messinese, 45enne, che poi morì di AIDS proprio perché non si riuscì a curare, sconoscendo la causa della sua malattia. Secondo giudici e giurati, quindi, De Domenico è responsabile di omicidio per la morte della compagna ed è la seconda volta che una corte d'assise lo stabilisce. È un esito che ci attendevamo, perché siamo sempre stati fermamente convinti che De Domenico sia responsabile del decesso della nostra giovane collega Stefania Gambadoro. Unitamente noi riteniamo vi siano anche delle responsabilità, seppur di natura colposa, a carico dei medici che hanno avuto in cura inizialmente l'avvocato Gambadoro e che non hanno diagnosticato tempestivamente l'HIV. Nel corso del dibattimento il legale dell'uomo, l'avvocato Carlo Autruriolo, ha anticipato la possibilità di un ulteriore ricorso che renda nulla anche questa sentenza. Guardi, se le argomentazioni sono quelle che sono già state dedotte in buona sostanza durante il processo, a me francamente non sembra fondata. Ovviamente ci vuole massimo rispetto per le tesi del difensore dell'imputato, vedremo se la riproporrà, in che termine riproporrà. Francamente non credo che abbia molto spazio questa eccezione, se fondata sulle argomentazioni che sono già state svolte. Nuovo arresto a 8 mesi dall'omicidio di Antonino Titone, ucciso a Marsala il 26 settembre dello scorso anno. I carabinieri e polizia hanno fermato la presunta complice del delitto, Lara Scandagliato, 30 anni, di Marsala. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Giovanni Parrinello, che si trova già in carcere, nel corso di una rapina legata allo spaccio di droga, avrebbe infierito sulla vittima con un piede di porco, colpendola ripetutamente alla testa. Gli investigatori ritengono che la donna abbia avuto un ruolo attivo nel delitto e non sia rimasta semplicemente fuori dall'appartamento, come si riteneva in un primo momento. Il sindaco di Gela, Lucio Greco, rompe il silenzio a 48 ore dalle sue dimissioni. Contro di me vendette personali, dice, per avere osteggiato operazioni affaristiche. Ci racconta tutto Gerry Italia. Ha atteso 48 ore prima di rilasciare dichiarazioni ufficiali, 2 giorni di silenzio e di riflessioni dopo le dimissioni dello scorso lunedì. Oggi il sindaco di Gela, Lucio Greco, rompe il silenzio e fa il punto su quanto accaduto nella seduta di consiglio comunale convocato per votare la sfiducia e culminata invece con le sue dimissioni. Greco adesso avrà 20 giorni di tempo per rifletterci sopra ed eventualmente revocarle. Piuttosto che arrivare alla sfiducia, ho ritenuto più opportuno e più saggio presentare le mie dimissioni nel tentativo di salvare la città dal dissesto, e tutto questo lo sapremo a breve rispetto a quella che sarà l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dell'ente e la possibilità di evitare il dissesto.
Sono proprio le scadenze finanziarie da rispettare, un debito che supera i 100 milioni di euro e l'ombra del dissesto le cause principali che hanno portato Greco a gettare momentaneamente la spugna, ma l'avvocato ci tiene a levarsi qualche sassolino dalla scarpa sui suoi avversari politici. Trovo dell'incredibile, se non addirittura del paradossale, che a fronte di questa situazione ci siano consiglieri comunali ed ex consiglieri comunali che poi si sono dimessi, che hanno brigato per sfiduciare questo sindaco e questa amministrazione per fatti squisitamente personali, se non addirittura per vendetta personale nei confronti del sindaco, per avere osteggiato operazioni affaristiche di cui devono rispondere alla magistratura queste persone. Le dimissioni rimangono comunque una partita aperta, una scelta sofferta e responsabile secondo i fedelissimi del sindaco, un trucco invece secondo il centrodestra, utile solo a ricompattare i ranghi in queste 3 settimane e provare a governare sino alla scadenza del mandato elettivo. Greco nel frattempo non esclude un possibile ritorno. È presto per dirlo, tutto è legato all'evoluzione dell'immane lavoro che abbiamo fatto e che stiamo continuando a fare e degli atti finanziari che verranno portati in Consiglio Comunale. Tutto questo, ripeto, serve a poter valutare approfonditamente se è possibile poter salvare la città dal dissesto per le gravi conseguenze che tutto questo comporterebbe. A Catania è sempre emergenza di scariche che vengono anche fotografate purtroppo dai turisti e guardate che cosa abbiamo trovato sui marciapiedi insieme ai sacchetti di spazzatura. Tonino De Mano. Lezione di tedesco, sede di Francoforte. Come si dice spazzatura in tedesco? Müll. Waste. Più che i monumenti, ora è la spazzatura ad essere immortalata. Catania nega tra rifiuti alle prese con 1000 emergenze e altrettante contraddizioni e nello specifico con una raccolta differenziata che stenta a decollare, affossata dagli stessi cittadini che non intendono rispettare le regole, trasformando ogni angolo della città in discarica a cielo aperto. È persino impossibile utilizzare i marciapiedi di Via Playa, dove decine di turisti si trovano davanti ad uno spettacolo mortificante. Io ho un'attività per cui non posso aprire più le porte. Premetto che passano veramente non so quanti turisti tutti i giorni e ci ritroviamo che i turisti fanno le foto non alle cose belle ma assolutamente a queste oscenità. La zona che vedete, così come tante altre, è stata bonificata da qualche giorno, ma ogni sforzo è stato vano, perché in via Toledo e in via Moncada, nel quartiere di San Cristoforo, non si riesce proprio a rispettare le regole. In qualsiasi ora del giorno, per non parlare della notte, si assiste ad un continuo e sistematico lancio di sacchetti di spazzatura, situazione che la Gema, società che si occupa della raccolta nell'800, denuncia da diverso tempo. Purtroppo abbiamo ancora nell'800 200 siti che giornalmente sono oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti. Bisogna necessariamente intervenire con le sanzioni in maniera molto dura e drastica. Montagne di rifiuti ricoprono la città, sacchetti che vengono rimossi e che tornano nel giro di poche ore, rendendo l'aria irrespirabile, e con l'arrivo del caldo la situazione non può che peggiorare. Davvero una patata bollente per il neo sindaco trentino, che ha indicato nell'emergenza rifiuti una delle 2 priorità del suo mandato e che invita i cittadini a rispettare ogni regola e a depositare la spazzatura nei giorni stabiliti dal calendario per ogni singola frazione, invito che però sembra già cadere nel vuoto. L'altro che mi ha detto una quando porta la spazzatura, lei pensa che io rispetto che ci butta, ha detto magari io che. Quindi lei è il primo a non rispettare la regola? Sono io che ha detto, l'ammetto, perché non mi vergogno, io arrivo. Perché questa storia non ha cambiato nei 50 anni, lei pensa che ora si cambia, ora questa storia qua. Va leggermente migliorando la situazione in via Fava, dove in questo condominio, per fermare sacchetto selvaggio, si sta procedendo a multare e a vigilare con le guardie ambientali schierate H24. È già qualcosa. Decisamente diversa la situazione in via Moncada, dove al posto del cassonetto viene utilizzata una barca circondata da un mare di rifiuti. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio. Migliorano leggermente gli indicatori di povertà e lavoro in Sicilia, ma secondo il report dell'Istat è ancora al sud che vivono la maggior parte degli individui a rischio povertà. Sentiamo Roberta Lunghi.
Il Mezzogiorno rimane rispetto al 2021 l'area del paese con la percentuale più alta di individui a rischio povertà ed esclusione sociale, con il 40,6% comprensivo di tutti gli indicatori, laddove invece il dato migliora nel resto del paese. Lo rileva l'Istat nel rapporto sui redditi e le condizioni di vita. Nel 2022 poco meno di un quarto della popolazione italiana è a rischio povertà o esclusione sociale, quasi come nel 2021, ma grazie alla ripresa dell'economia dopo la pandemia e l'incremento di occupazione e redditi si riduce significativamente la popolazione in condizione di grave deprivazione materiale e sociale e rimane stabile la popolazione a rischio povertà. Al sud l'indicatore rivela da una parte un aumento della quota di individui a rischio povertà, 33,7% nel 2022 rispetto al 33,1% nel 2021, e dall'altra il segnale positivo della riduzione della quota di individui che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro, con il 17,1% nel 2022 rispetto al 19,5% del 2021. A livello regionale la Sicilia rappresenta la nota positiva, con la sensibile riduzione di tutti gli indicatori: rischio di povertà, grave deprivazione e bassa intensità di lavoro. Nel 2021 il reddito medio delle famiglie è tornato a crescere, il reddito totale delle famiglie più abbienti è stato di 5-6 volte quello delle famiglie più povere. Tale valore, sottolinea l'Istituto di Statistica, sarebbe stato più alto 6-4 volte in assenza di interventi di sostegno alle famiglie, maggiormente incisivo in Campania e Sicilia, dove è stato più alto il numero di percettori del reddito di cittadinanza. Resta un divario importante, quello legato al reddito medio per famiglia secondo aree del paese. Le famiglie del nord-est dispongono del reddito mediano più elevato del 23% rispetto a quelle del mezzogiorno. Oggi è la giornata mondiale del donatore del sangue. Siamo andati al centro trasfusionale dell'ospedale Garibaldi di Catania, dove i medici fanno un appello, soprattutto ai giovani, a donare. Emanuela Corsi. Sono un donatore, periodico e sì, oggi è il periodo che devo donare. Al centro trasfusionale dell'ospedale Garibaldi di Catania seguiamo assieme ai medici come avviene la raccolta del sangue, fino al momento in cui le sacche vengono conservate nelle frigoemoteche in attesa di essere trasferite nei reparti. Il donatore prima del prelievo deve compilare dei moduli e sottoporsi ad alcuni semplici esami. Dopo l'esame obiettivo e aver misurato la pressione, andiamo a determinare l'emoglobina, che per l'uomo il minimo deve essere 13,5. Abbiamo un 16,8 di emoglobina, considerato che i valori minimi sono 13,5, il donatore è idoneo alla donazione di sangue intero. Una volta ritenuto idoneo è possibile procedere con la donazione. Per gli uomini è possibile donare ogni 3 mesi, per le donne non più di 2 volte l'anno. Qui siamo invece nella banca del sangue, dove le sacche validate vengono conservate. Viene diviso per gruppo 0, A, B, positivo e negativo, e soprattutto viene mantenuto a temperature controllate. Da qui il sangue è pronto per essere trasferito nei reparti o nelle varie strutture convenzionate con l'ospedale Garibaldi, secondo le esigenze. Rimane nelle nostre frigoemoteche per 42 giorni. Ovviamente questo dipende anche dalla tipologia di conservante che si utilizza. Per noi 42 giorni. In occasione della giornata mondiale del donatore, l'appello è rivolto soprattutto ai giovani. È importante donare perché necessita molto sangue nei reparti di emergenza, ma necessita molto sangue anche per i pazienti cosiddetti politrasfusi. I giovani non è che non vogliono donare, non sono correttamente e sufficientemente informati. Informiamoli e miriamo su di loro tutta l'attenzione per quello che riguarda la diffusione della cultura della donazione. Di sangue, dicono i medici, c'è sempre bisogno, soprattutto in estate, quando si verifica un calo delle donazioni. Ci fermiamo ancora, c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare del futuro del Catania. Ed eccoci al calcio, entro lunedì l'annuncio del nuovo allenatore del Catania, in poi c'è sempre Luca Tabbiani, definite inoltre luogo e date del ritiro precampionato. Vediamo il servizio di Angelo Gagliano.
Partirà da Zafferana la nuova stagione del Catania. La dirigenza rossaazzurra ha fissato per il 24 luglio l'inizio del ritiro precampionato. 3 settimane di lavoro che serviranno per gettare le basi per il campionato di Lega Pro, una novità per la proprietà di Ross Pelligra che si appresta a debuttare nel calcio professionistico italiano con la neosocietà Catania FC. Entro il 20 giugno la dirigenza etnea dovrà, lo ricordiamo, provvedere all'iscrizione alla nuova Lega. Dal 1 luglio poi, ai piedi dell'Etna, scatteranno le operazioni di mercato. Entro lunedì invece della prossima settimana il Catania avrà il nuovo allenatore, Luca Tabbiani, ex Fiorenzola, e il profilo sul quale si sono concentrate le maggiori attenzioni del direttore sportivo Antonello Laneri. La decisione sarebbe già stata presa, ma per l'annuncio ufficiale si aspetterà il prossimo fine settimana, utile per un'ultima riflessione prima del rientro in Australia del patrono Ross Pelligra. All'allenatore ligure il Catania avrebbe proposto un biennale. Sullo sfondo resta sempre la pista Ivan Jarvocic, che in Italia ha già allenato Brescia, Mantova, Südtirol e Venezia. Con entrambi gli allenatori il Catania ha comunque avuto colloqui anche negli ultimi giorni. La decisione definitiva, come detto, arriverà al termine di un ultimo confronto tra la dirigenza e Ross Pelligra previsto nel weekend. Non sembrerebbe concreta, anche se non del tutto da escludere, l'ipotesi di Domenico Toscano sulla panchina rosso-azzurra. L'allenatore calabrese ha appena lasciato il Cesena, ma su di lui avrebbero messo gli occhi Brescia e Vicenza. Venendo al mercato, tutto è chiaramente legato al nuovo allenatore. In ogni caso, la rosa dello scorso anno sarà profondamente rivoluzionata. Oltre a Castellini, il Catania proverà a trattenere anche Chiarella e Vitale, giovani di grande prospettiva. In entrata sono previste almeno una decina di operazioni. Il DS Antonello Laneri ha già sentito e incontrato diversi procuratori, ma al momento fare nomi è decisamente prematuro. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.